La regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del Fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del Fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. Vuoi diventare operatore sociosanitario? Sai che è una figura sempre più richiesta, che ti assicura un immediato inserimento nel mondo del lavoro? La Regione del Veneto autorizza i corsi che prevedono delle ore di tirocinio e di teoria. Al termine del percorso otterrai un attestato di qualifica professionale, riconosciuto in Italia e nell'Unione Europea. Potrai lavorare nei servizi sociosanitari, pubblici e privati, come ad esempio ospedali, RSA, case di riposo, centri diurni, comunità alloggio. Ricordati che le scuole o gli istituti privati non autorizzati organizzano corsi di formazione e rilasciano attestati non validi nei concorsi pubblici e nelle strutture private accreditate. Per essere ammessi alla selezione è sufficiente un diploma di scuola secondaria di primo grado, terza media. Il corso è rivolto sia a persone occupate che disoccupate. I corsi sono a pagamento, ma se sei disoccupato informati bene. La Regione del Veneto, grazie al Fondo Sociale Europeo, può concedere a chi ha i requisiti un voucher formativo individuale di 1.500 euro. Sei ancora in tempo per partecipare alle prossime selezioni del 15 aprile per frequentare uno dei corsi in partenza a giugno. Per ulteriori informazioni e per avere l'elenco degli enti autorizzati, visita www.regione.veneto.it/os. www.regione.veneto.it/os. La Regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione.
Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea. Il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del Fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del Fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. Vuoi diventare operatore sociosanitario? Sai che è una figura sempre più richiesta che ti assicura un immediato inserimento nel mondo del lavoro? La Regione del Veneto autorizza i corsi che prevedono delle ore di tirocinio e di teoria. Al termine del percorso otterrai un attestato di qualifica professionale riconosciuto in Italia e nell'Unione Europea. Potrai lavorare nei servizi sociosanitari, pubblici e privati, come ad esempio ospedali, RSA, case di riposo, centri diurni, comunità alloggio. Ricordati che le scuole o gli istituti privati non autorizzati organizzano corsi di formazione e rilasciano attestati non validi nei concorsi pubblici e nelle strutture private accreditate. Per essere ammessi alla selezione è sufficiente un diploma di scuola secondaria di primo grado, terza media. Il corso è rivolto sia a persone occupate che disoccupate. I corsi sono a pagamento, ma se sei disoccupato informati bene. La Regione del Veneto, grazie al Fondo Sociale Europeo, può concedere a chi ha i requisiti un voucher formativo individuale di 1.500 euro. Sei ancora in tempo per partecipare alle prossime selezioni del 15 aprile per frequentare uno dei corsi in partenza a giugno. Per ulteriori informazioni e per avere l'elenco degli enti autorizzati, visita www.regione.veneto.it/os. Buon pomeriggio a tutti, abbiamo questo webinar che riguarda l'operatore sociosanitario. Il Fondo Sociale Europeo, ormai il Fondo Sociale Europeo è lo strumento con cui insomma, finanziamo anche questa attività. E vi do alcune specifiche di carattere tecnico. L'evento è registrato e sarà visibile da lunedì nel sito fse1420.regione.veneto.it. Per garantire un buon audio abbiamo silenziato tutti i microfoni e durante l'evento potrete comunque formulare domande ai relatori tramite la funzione domande che trovate sotto l'icona a forma di punto di domanda. Se vi cliccate sopra comparirà un apposito spazio dove potete digitare il testo che dovete sottoporci.
Vedremo se riusciremo a dare risposta a tutti i quesiti che preverranno in conclusione agli interventi programmati. Se non ci riusciremo, comunque vi invieremo le risposte tramite mail. Comunque nel sito dell'evento, che vi ricordo, quindi fse1420.regione.veneto.it, saranno pubblicati i materiali che adesso oggi illustreremo sia io che poi i relatori successivamente. Al termine del webinar faremo un breve sondaggio sul tema di oggi, vi chiediamo di aiutarci, quindi di collaborare compilandolo e dandoci appunto il vostro contributo. Coloro che non potranno seguire il webinar fino alla fine o comunque alla fine non avranno quei pochissimi minuti necessari, comunque vi invieremo il link e vi chiederemo cortesemente di compilarlo. Allora, mi sembra che l'assessore Donazzan, che è l'assessore all'istruzione e formazione del lavoro, non sia ancora collegato, adesso verifichiamo come mai, quindi vi presento intanto la scaletta, io farò proprio un brevissimo intervento introduttivo, poi cederò la parola ad Andrea Merlo, che interverrà appunto sull'operatore sociosanitario, figura centrale del servizio alla persona. Andrea Merlo è un formatore, quindi un docente nei corsi appunto di OS dal 2001 ed è vicepresidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Padova. Seguirà poi un intervento di Barbara Camporese, che ci farà un intervento dal titolo Dalla formazione al lavoro, la mia esperienza come appunto OS, e in effetti Barbara Camporese è proprio un OS dal 2020 presso servizio presso l'RSA Casa Breda di Padova, al Centro Regionale Gravi Disabilità, e poi l'intervento conclusivo di Fabio Menin, che è responsabile della programmazione degli OS per la Regione Veneto nell'ambito diciamo, dell'attività della direzione formazione e istruzione. Allora, visto che sono nel collegato, io farei direttamente il primo intervento molto, molto rapido. So che oggi ci sono moltissime persone collegate, fra l'altro non riusciamo neanche purtroppo a dare accesso a tutti coloro che hanno chiesto di partecipare, perché abbiamo superato i 500 accessi, però appunto poi manderemo subito una mail con cui daremo il link a cui è possibile accedere alla registrazione, quindi è possibile insomma recuperare tutto quello che ci diremo, sarà registrato, è possibile accedere nei prossimi giorni. Purtroppo abbiamo avuto anche negli altri webinar presenze molto elevate, ma insomma non pensavamo di superare questo numero. Direi che insomma in questo momento quindi c'è molta aspettativa, so che ci sono molte persone interessate ai corsi OS e del resto l'aspettativa non è solo vostra, ma l'aspettativa è anche delle istituzioni, insomma, perché in questo anno così insomma difficile, così triste, ci si è resi conto quanto questa professione, quanto le professioni di cosiddette bianche, insomma, del settore sanitario, dell'assistenza alla persona, del settore infermieristico, degli OS siano veramente così importanti, così centrali. Devo dire che noi lo sapevamo già perché facciamo questo di lavoro, però sicuramente questo anno ci ha dato anche questo insegnamento ed è per questo che proprio negli ultimi anni, mi giro velocemente le slide, proprio negli ultimi anni con il Fondo Sociale Europeo, che è il fondo che è cofinanziato dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Veneto, e che si occupa principalmente di risorse umane, quindi sviluppo di risorse umane. La Giunta regionale proprio nel 2019, a seguito insomma di una ancora più grande esigenza di dare una risposta alle strutture, ma di dare anche un'opportunità di lavoro alle molte persone disoccupate o inoccupate, ha previsto di finanziare tramite il Fondo Sociale Europeo tramite dei voucher, ma comunque insomma tramite uno strumento per cofinanziare meglio l'80% del costo per appunto conseguire la qualifica di OS. E da lì insomma è iniziato un percorso di questi ultimi anni che ha visto insomma diciamo la Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo investire insomma una certa somma per appunto cofinanziare questi voucher. Nel 2019 circa 900
richieste di voucher, 58 corsi, poi con 2 delibere insomma del 2020, ma senza andare tanto nel dettaglio, un altro disponibilità di altri 2 milioni, quindi un investimento complessivo di 4 milioni e circa 1300 erotti voucher finanziabili con i diversi sportelli. E fin qua insomma ci siamo. Questa è la distribuzione dei corsi. Ovviamente l'obiettivo della regione qual è? È quello di formare delle persone qualificate e cercando di formarle anche abbastanza vicino a dove servono, ovviamente, perché è chiaro che ci può essere una mobilità, ma insomma una professione come questa è abbastanza importante se riusciamo ad avere delle persone qualificate che siano abbastanza vicine al posto di lavoro potenziale. Quindi, come vedete in questa mappa, insomma, che rende abbastanza l'idea, la distribuzione dei corsi è abbastanza omogenea, copre abbastanza bene il territorio regionale per sostanzialmente le nostre 9 realtà territoriali sanitarie delle nostre ULSS. Come sapete, insomma, se siete qui oggi così numerosi, evidentemente la comunicazione ha funzionato. Sono previsti 3 sportelli, come vedete la prima data adesso utile, la prossima data utile, perché le altre sono già ovviamente state fatte, è tra pochissimo dopo Pasqua, il 15 aprile, poi qua è tutto scadenzato e programmato, la data di avvio corsi sarà entro il 30 di giugno, la domanda di voucher entro il 30 di settembre e poi appunto approveremo 35 corsi, quelli intensivi vuol dire che avranno uno sviluppo più veloce, ma insomma ai nostri fini, ai vostri fini, quello che conta è sapere che c'è la data di selezione, quella del 15 aprile, da cui parte tutto. Basta, io mi fermerei qua perché poi nell'intervento insomma finale del dottor Menin sicuramente ci saranno più una parte insomma più tecnica e di dettaglio, di insomma informazione accurata per voi che siete ovviamente qui oggi, che appunto volete, sicuramente avete una serie di dubbi che cercheremo a cui dare una risposta negli interventi, ma poi ovviamente ripeto ci sarà spazio anche per le domande che potete iniziare già adesso a fare, che poi distribuiremo a secondo insomma sia se voi avete un destinatario oppure a secondo del tipo di domanda lo distribuiremo ai nostri relatori. Bene, quindi grazie, mi fermo, passiamo al primo intervento e cedo la parola quindi a Andrea Merlo, che ringrazio per la sua presenza qui oggi. Grazie. Bene, grazie a voi per questa possibilità. Anch'io vado a condividere uno schermo preparato del materiale molto semplice che però inquadra al meglio l'argomento. Allora, eccoci qui. Beh, intanto buongiorno a tutti voi che partecipate a questo webinar e ringrazio prima di tutto la direzione, formazione e istruzione della Regione Veneto per questa anche importante opportunità nel cercare di far conoscere questa figura che è l'operatore sociosanitario, questa figura professionale sanitaria che a mio avviso è una figura che si è resa sempre più indispensabile per il sistema sociosanitario. Io oggi sono qui come docente, insegno nei corsi OS dall'inizio, dal 2001, e ho visto anche l'evoluzione di questa figura professionale. Scusate, ma le slide non capisco perché. Ok, allora, dicevo quindi, l'operatore sociosanitario è una figura centrale nei servizi alla persona. Perché? Perché è una figura che nasce soprattutto proprio agli inizi degli anni 2000, per quella forte declinazione che il servizio sanitario ha anche nell'ambito legislativo ha voluto dare nell'ambito territoriale e sociale. Ricordiamo bene che in quegli anni, quindi inizio anni 2000, si ha una riforma importante, si ha quindi un ospedale che va sempre verso di più il trattamento delle acuzie e si gestisce la cronicità ma anche la continuità della cura all'interno dell'ambito territoriale. E quindi sono gli anni 2000 dove
il tessuto territoriale, il tessuto sociale ne fa da padrona, un sviluppo molto importante di residenze sanitarie anziani per ospiti non autosufficienti, di ospedali di comunità, hospice, stati vegetativi e quindi una serie di strutture che sono presenti all'interno della rete territoriale, della rete sociale, che rendono quindi importante la nascita e quindi proprio fondamentale la nascita di una figura professionale che abbia le competenze sia nell'ambito sanitario ma anche nell'ambito sociale. Ecco che quindi nasce questa figura che racchiude queste due competenze proprio nell'operatore sociosanitario. E da sempre la sensibilizzazione formativa nei confronti di questa figura ha permesso di dar forma a quel professionista LOS che opera a pieno titolo nel processo di cura e di assistenza alla persona. Ma l'operatore sociosanitario è quella figura professionale che nel percorso formativo sviluppa delle competenze ed è in grado di soddisfare determinati bisogni di assistenza. Prima di tutto soddisfa i bisogni primari della persona. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra le competenze professionali che questa figura riesce ad acquisire nel percorso formativo e poi anche nel tirocinio, nell'esercizio proprio della professione di OS, è in grado di soddisfare quei bisogni primari della persona, cioè tutti quei bisogni necessari per la sopravvivenza della vita di una persona. E fanno parte quelle azioni di vita indispensabili per la sopravvivenza, come il bere, il mangiare, il dormire. Ecco, quindi l'operatore sociosanitario è quella persona che si inserisce proprio all'interno di questo processo di presa in carico assistenziale ed è in grado di dare una mano proprio nel soddisfare questi importanti bisogni primari. Perché? Perché l'operatore è quel professionista LOS che sviluppa delle competenze tecnico-pratiche relazionali che sono utili per intervenire in maniera efficace ed efficiente in quella che si viene definita una relazione di cura, cioè nella relazione con l'assistito in una cura, e impara a far cosa? Impara a non sostituirsi alle azioni dell'assistito, ma a sviluppare, a mantenere sempre attive quelle che sono le abilità residue presenti nella persona assistita. Oltre a soddisfare i bisogni primari, l'operatore sociosanitario è in grado di fornire il benessere e l'autonomia alla persona assistita. Cioè fornire benessere vuol dire fornire lo star bene, il benstare dei propri assistiti. E come fa questo? Beh, entra anche nei processi di educazione sanitaria, entra anche in quei processi di educazione, di sostegno nelle piccole azioni dei propri assistiti, ma anche dei caregiver che sono quelle persone che si prendono cura della persona malata, non so, la figlia, i familiari, la badante, l'assistente familiare. Quindi l'operatore insieme a loro è in grado di favorire questo benessere. Perché? Perché impara a riconoscere quei principali segni, quei sintomi che sono segni e sintomi di squilibrio psicofisico ed è in grado di attivare le figure professionali sanitarie di riferimento. Quindi l'OS è un ruolo tecnico, ma è anche un ruolo relazionale. È un percorso quindi che sviluppa un professionista che è in grado di trasmettere metodologie di lavoro anche alle persone che si prendono cura dell'assistito. Dire che l'OS quindi è quel professionista che è in grado di favorire il benessere, cioè lo star bene, significa che è in grado quindi questo professionista a seguito del percorso formativo di trasmettere, di monitorare, di sostenere tutte quelle indicazioni, quelle buone pratiche di salute legate anche ai corretti stili di vita. E come riesce a fare tutto questo? Abbiamo visto prima, non sostituendosi alla persona, ma cercando di mantenere il più possibile l'autonomia dell'assistito. E quindi l'OS è quella figura che stimola l'assistito a mantenere le abilità residuali, che lo motiva costantemente, che lo trattiene
all'interno del processo di cura. Ma non fa tutto da solo. L'operatore sociosanitario è ben incardinato all'interno di una equipe sanitaria, cioè questa figura, questo operatore sociosanitario collabora con un'equipe sanitaria, un'equipe sociale, un'equipe educativa, perché tutto quello che abbiamo visto è proprio in grado di farlo perché partecipa insieme con gli altri professionisti sanitari ad individuare i bisogni di salute, partecipa nel processo di pianificazione assistenziale, dove vengono individuati gli obiettivi, dove vengono individuati gli interventi che devono essere rivolti all'assistito, e quindi lavora in stretta sinergia con le altre figure nell'ambito professionale. Pensiamo che per quanto riguarda un'assistenza domiciliare lavora con l'assistente sociale, lavora a stretto contatto con l'infermiere, col medico di medicina generale, lavora nelle strutture riabilitative con il fisioterapista, la logopedista, la dietista, ma lavora anche con i progetti educativi e quindi con l'educatrice. Perché? Perché è in grado anche di proporre quelli che sono dei semplici interventi assistenziali per porsi degli obiettivi, degli indicatori di risultato, monitorare e valutare i processi e i risultati nell'ambito dell'assistenza. Ma come fa a fare tutto questo? Questa è la domanda che ci facciamo. Il percorso formativo, che è un percorso importante perché è un percorso di 1000 ore, che ha 480 ore di didattica, che ha 520 ore di tirocinio, è un percorso che permette quindi alla persona che si avvicina a questo mondo di sviluppare delle competenze. Quali sono le competenze che sviluppa l'operatore sociosanitario? Allora, in primis abbiamo delle competenze tecnico-pratiche, come ad esempio delle adeguate tecniche per le cure igieniche, per l'assistenza dei bisogni primari, come abbiamo visto prima, per aiutare ad esempio in equipe medici, infermieri nella preparazione delle prestazioni sanitarie, aiutare negli interventi di primo soccorso che devono essere eseguiti, curare i processi ad esempio del materiale che deve essere sterilizzato. Qui vediamo nella slide alcuni ferri chirurgici, ma anche utilizzare delle apparecchiature tecniche ad esempio per movimentare con dei sollevatori delle persone e quindi poterle trasferire da dei letti a delle carrozzine. Ma non sviluppa solo competenze tecniche, sviluppa anche competenze organizzative e gestionali. Perché? Perché l'operatore sociosanitario non è solo un tecnico, non è solo una persona che è in grado di far bene le attività, ma anche in grado, come abbiamo visto, di collaborare insieme con le altre figure in quello che viene definito un processo di assistenza, che è strutturato in termini di interventi. Quindi l'operatore sociosanitario è una figura che segue le linee guida, le procedure, i protocolli operativi, che utilizza gli strumenti informativi, le cartelle informatizzate, le schede di valutazione multidimensionali, e che partecipa quindi nell'ambito organizzativo e gestionale proprio alla pianificazione assistenziale e individuale e nella progettazione di quella che è l'assistenza da erogare. Ma mentre abbiamo visto che l'OS acquisisce competenze tecniche, l'OS acquisisce competenze organizzative e gestionali, non dimentichiamoci la parte importante per le professioni di cura e di assistenza. E qual è una parte fondamentale? Sono le competenze relazionali. E quindi l'operatore sociosanitario è quella persona quel professionista che inizia questo percorso formativo e si rende subito conto, anche confrontandosi durante il tirocinio, di quanto è importante sviluppare una corretta relazione e di quanto importante è la relazione di cura con i propri assistiti, e quindi quanto è importante acquisire quelle che sono delle competenze comunicative con l'utente, ma non solo con l'assistito, col malato, ma anche con la famiglia, con i caregiver, con chi si prende cura di queste persone, proprio per trovare quella relazione che coinvolge, che stimola il dialogo e che stimola al processo di assistenza e di cura. Poi
ha competenze relazionali nel coinvolgere le reti informali, le associazioni del territorio, le strutture sociali, ed è in grado, quindi, questa figura dell'operatore sociosanitario, di organizzare proprio lui stesso anche dei momenti di socializzazione, cercando di creare questa partecipazione a quelle iniziative che vengono proposte, vengono promosse proprio per all'interno del progetto di assistenza. Allora vado a concludere, ma è una conclusione che proprio segue questo filo, ma tutte queste capacità, queste competenze, questo ruolo, diciamo, di questa figura che è l'operatore sociosanitario, dove può esercitare tutto questo? Dove lavora l'operatore sociosanitario? Beh, i due grandi contenitori sono l'ospedale, e quindi come dipendente, l'ospedale e il territorio come dipendente della pubblica amministrazione, e quindi in tutti i reparti ospedalieri, dalla neonatologia alla lungodegenza, alla medicina, alle sale operatorie, quindi in tutto l'ambito ospedaliero, ma anche in tutto l'ambito territoriale. Pensiamo anche all'assistenza domiciliare nei progetti di SAD, quindi di assistenza proprio domiciliare attivati anche dai comuni, ma non solo negli ospedali del territorio, lavora anche nelle residenze sanitarie per anziani, quindi le RSA, ma lavora quindi non anche nelle comunità e nei centri per la disabilità e per i disabili fisici e mentali. Lavora anche nelle scuole, sì, perché anche con i progetti di integrazione scolastica con i bambini di difficoltà è presente la figura dell'OS. Lavora anche nei centri diurni per i disabili, per la disabilità fisica e psichica. Insomma, proprio concludendo questa mia relazione, l'OS è quella figura professionale complessa, articolata, che però è in grado di portare il proprio contributo assistenziale in tutte le realtà sanitarie e sociali del nostro sistema sociosanitario. Una figura quindi veramente importante e indispensabile a supporto di tutte le altre figure professionali presenti all'interno del sistema sanitario sociale. Bene, grazie per l'attenzione. Bene, grazie Andrea Merlo, mi sembra un intervento fra l'altro anche veramente molto chiaro. E adesso passiamo a un'esperienza proprio diretta, a Barbara Campolese, a cui chiederei, ci racconta quello che vuole, però insomma, visto che ha fatto recentemente sia il corso di OS, sia ha iniziato questa professione da poco, e prima so anche cosa faceva prima, non so se lo posso dire, però quindi un bel cambio, insomma, no? Perché era proprio un lavoro completamente diverso, quindi ci racconta la sua esperienza, magari ci dice com'è andata sia il corso e poi come è stato questo inizio, insomma, rispetto a prima che era proprio tutta un'altra cosa. Grazie Barbara. Allora, buongiorno, innanzitutto ringrazio la direzione per l'invito. Io sono Barbara Camporese, sono un operatore sociosanitario da circa un anno e io attualmente in realtà faccio due lavori perché ho l'attività di famiglia che è un negozio di prodotti dolciari e ho cominciato a lavorare presso Casa Breda, appunto, che è stata nominata prima, che è una struttura per disabili. Allora, magari partendo un attimo dal perché mi sono avvicinata a questa figura professionale, dico che io ho fatto per circa 13 anni la volontaria presso l'associazione ANFAS di Padova, che è un'associazione che si occupa di disabili intellettivi e relazionali, e ho partecipato ai soggiorni estivi e quindi portavo in vacanza i ragazzi disabili, e grazie a questa esperienza mi sono avvicinata al mondo della disabilità e è diventata una grande passione, perché appunto per molti anni ho accompagnato i ragazzi in ferie. C'è da dire che durante un periodo di incertezza economica, ecco, diciamo così, ho deciso di intraprendere il percorso formativo di operatore per trasformare, diciamo, la mia passione la mia passione, che era il volontariato, in un lavoro vero e proprio, e mi sono fatta questa domanda e ho deciso di intraprendere questo cammino.
E 10 anni fa, vi vorrei dire questa cosa mia, mi sono imbattuta in un corso che non era ufficiale, quindi mi sono iscritta e poi per fortuna sono riuscita a non frequentarlo senza dover pagare nulla, però vorrei porre l'attenzione sul fatto che bisogna assolutamente stare attenti e fidarsi solamente delle informazioni che trovate nel sito della Regione Veneto e dovete assolutamente seguire le indicazioni visualizzare quali sono gli enti ufficiali ed accreditati che organizzano il corso. Quindi non fatevi ingannare da scuole che vi attirano dicendo che non c'è il test d'ingresso, perché in realtà quelle scuole non sono, molto probabilmente non sono quelle che poi vi daranno un titolo valido sul territorio nazionale, quindi attenzione, ecco, a questo. Poi vi dico che le sedi e le scuole che organizzano i corsi OS sono distribuite, diciamo, su tutto il territorio, per cui vi consiglio di scegliere quella più vicina al vostro ambiente di vita, perché probabilmente per i prossimi anni, per il prossimo corso, il corso sarà online, per cui diciamo che non ci sarà magari questa difficoltà che avevamo noi che abbiamo frequentato il corso in presenza, ma potrete frequentare il corso online, quindi a casa dal computer, ed è sicuramente una cosa che va a vantaggio di chi affronterà il corso in questo periodo. E sicuramente vi dico che l'anno che ho affrontato è stato un anno molto intenso e frenetico e pieno di sfide. E sicuramente la cadenza delle lezioni alternata al lavoro, alternata allo sport e poi successivamente i tirocini, non è stato facile, diciamo, organizzare tutta la mia vita, e penso che non sarà facile. Vi dico, non è una passeggiata, però non è nemmeno impossibile. Il segreto, secondo me, è quello innanzitutto di studiare ogni giorno una mezz'ora, cercare di ricavarsela per rileggere anche solo il materiale, e se volete un altro consiglio è quello di stare attenti alle lezioni. Cioè, quando voi siete sintonizzati, pronti per fare lezione, quel tempo che dedicate dovete essere anche attenti, prendere appunti, perché questo mi ha aiutato molto a superare poi le prove d'esame, perché alla fine di ogni modulo voi avrete un test, quindi non avrete tempo per prepararvi, il tempo lo dovete ricavare durante proprio tutto il periodo. Le prove e i test non sono assolutamente difficili, però ci vuole giustamente una buona parte di preparazione, perché comunque il lavoro che andiamo a fare è un lavoro delicato, trattiamo e manovriamo, mobilizziamo le persone e non è un lavoro che va preso con leggerezza, ecco. Lo studio sicuramente poi vi permetterà di acquisire anche maggiore sicurezza per quanto riguarda poi l'inizio dei tirocini. Perché? Perché nei tirocini è un momento importantissimo, perché sono una vetrina per una vetrina per farvi vedere a livello professionale, a livello lavorativo, già nelle strutture in cui effettuerete il tirocinio, perché alcune strutture assumono già gli operatori che stanno frequentando il corso, per cui senza il titolo, però gli operatori tirocinanti possono già essere assunti da alcune strutture e magari cominciare già a guadagnare qualcosa per poter, insomma, andare avanti e completare questo percorso di studi con magari un part-time o un super part-time. Molti miei compagni l'hanno fatto, e molti miei compagni, compresa io, abbiamo ricevuto dalle strutture in cui abbiamo fatto il tirocinio subito delle offerte di lavoro. Per cui è importante prepararsi, è importante studiare per poi arrivare al tirocinio competenti e giocarsi una carta in più, ecco, sostanzialmente. Questo è un consiglio che do assolutamente. Poi vi dico che magari parlo un po' di Casa Breda, che è la struttura dove lavoro io. È una struttura che si occupa di malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla e la SLA.
è una struttura immersa nel verde, molto bella come struttura, e ospita appena 23 ospiti. E quindi diciamo che il fatto che sia una struttura piccola si sente proprio di entrare a far parte di una famiglia. E la famiglia siamo appunto noi operatori e tutte le figure professionali che intervengono con gli ospiti, che sono ospiti comunque che alcuni addirittura uscivano dalla struttura, perché adesso non si può, però uscivano dalla struttura, andavano a farsi i loro giri, quindi è proprio una casa vera e propria. E il motivo per cui ho scelto di Casa Breda è anche il fatto che in questa struttura viene data la possibilità agli operatori di partecipare attivamente alle iniziative organizzate dall'educatrice. L'educatrice organizza attività che sono principalmente pensate per stimolare le capacità degli ospiti, ma hanno sempre comunque una connotazione di divertimento, che è sempre molto attesa queste attività dagli ospiti. E questa connotazione di divertimento pone il punto sulla relazione, appunto. Quindi noi operatori che andiamo a partecipare ad un'attività che diverte gli ospiti, che li coinvolge, e andiamo a creare questo rapporto di fiducia che è indispensabile per, come diceva il dottor Merlo, la relazione d'aiuto, ed è una cosa fondamentale sia per noi operatori, perché ci permette di seguire al meglio e di dare la miglior assistenza possibile agli ospiti, e a loro contribuisce a dargli quella sensazione di famiglia, quella sensazione di casa, che siamo noi che li assistiamo, soprattutto in questo periodo in cui i familiari non possono vederli di persona, ma solo attraverso un vetro oppure con le videochiamate. Sicuramente mi rendo conto, perché alcuni miei conoscenti, miei amici mi hanno chiesto: ma come fai a tutti i giorni ad avere a che fare con la sofferenza, con la malattia e la vicinanza appunto a queste persone che comunque non stanno bene, e io non potrei mai fare il tuo lavoro. Allora vi dico che in realtà durante il corso avrete lo psicologo, l'educatore, che vi formeranno ad hoc per imparare a gestire l'emotività sia vostra sia degli ospiti, per cui non pensiate di essere troppo sensibili, perché verrete formati anche per questo. Non temete che vi verranno dati tutti gli strumenti necessari per affrontare in maniera corretta e in maniera sana, insomma, questi interventi che noi andiamo a fare comunque con persone che non stanno bene, comunque poi diciamo così. Se mi guardo indietro, faccio un po' un bilancio di questi 2 anni, il corso e questo anno di lavoro, che fatalità si è concluso pochi giorni fa. Ho fatto un anno di lavoro a Casa Breda, e dico che è stato un periodo impegnativo, un periodo sicuramente però ricco di soddisfazioni, nel quale ho conosciuto delle persone stupende e ho conosciuto anche nuove realtà, sia coi tirocini che con la mia esperienza di lavoro, e devo dire che sono state esperienze che mi hanno aperto la mente. A volte mi chiedo come mai non ho deciso di farlo prima, però dico che ogni giorno quando torno a casa mi sento di aver ricevuto a livello emotivo e a livello umano di più di quello che ho dato, per cui lo consiglio davvero a tutti coloro che abbiano un po' di sensibilità, ecco, diciamo, che potrebbero sicuramente farlo come percorso anche personale, cioè sicuramente il lavoro è un lavoro, si trova, e assolutamente, però a livello personale è un percorso che fa crescere molto, quindi lo consiglio veramente a tutti. Grazie.
Bene, grazie Barbara Camporese. Beh, insomma, intanto mi sembra che la scelta sia stata azzeccata, insomma, anche dalle sue parole. Zaspare chiaramente, insomma, ha dato anche alcune indicazioni molto utili, operative, quindi veramente Barbara in bocca al lupo, la utilizzeremo come testimonial se vuole per qualche altra occasione, mi pare che sia Va bene. perfetta. Grazie, a parte gli scherzi, grazie. Allora, l'assessore regionale è impegnato in un'avvertenza, ne abbiamo molte, di una crisi di un'azienda molto anche nota, non so se poi si collegherà insomma verso la fine, ma insomma intanto vi porto i suoi saluti e vedremo se riuscirà, mi dispiace perché insomma perché ci teneva, vediamo in caso alla fine del webinar se si riesce a collegare. Adesso cedo la parola a Fabio Menin che poi anche risponderà, sono arrivate circa una ventina di domande, poi insomma aggregate, penso si possa rispondere a tutto, quindi farà un intervento su come funziona operativamente poi questa attività, risponderà alle domande e poi insomma chiuderà il webinar a meno che appunto non arrivi insomma l'intervento finale dell'assessore. Quindi da parte mia intanto grandissimo bocca al lupo a tutti. Eccomi qua. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia, un bel momento, mi sembra che l'interesse sia stato molto elevato. Ringrazio anch'io a mia volta i relatori, in particolare Barbara, perché credo che una testimonianza così, per chi ha qualche dubbio, sia veramente utile e interessante. Allora, a me compete raccontarvi un po' alcuni numeri e alcuni strumenti dei quali la Regione si è dotata per la programmazione dell'offerta formativa. Poi alla fine magari cercherò di rispondere velocemente ad alcune domande che ci avete proposto e che insomma in qualche maniera credo siano esemplificative delle molte altre che non avete formulato, non avete digitato, ma insomma immagino siano più o meno quelle le richieste. Allora, partiamo intanto da un punto di partenza. Come si decide quanti corsi, quindi quanti OS servono al territorio? Prima domanda che molti ci hanno fatto. Allora, in realtà il meccanismo è abbastanza semplice. Ci sono tre strutture che sono coinvolte in questa, tre strutture regionali che sono coinvolte in questa operazione, quindi i colleghi dei servizi sociali, i colleghi della sanità, che sono i contesti nei quali poi effettivamente si inseriscono le persone dopo la qualifica, e noi che ci occupiamo del processo formativo, quindi servizi sociali, sanità, formazione. Queste tre strutture sono incardinate all'interno di una cabina di regia che è composta anche dalle parti sociali, quindi dalle associazioni che rappresentano le case di riposo private, i centri privati, il mondo delle cooperative, ma anche tutte le rappresentanze sindacali di questi soggetti. Quindi sostanzialmente tutti quelli che sono i potenziali datori di lavoro dei futuri OS insieme definiscono quali sono i fabbisogni per le annualità successive. Giusto per darvi un ordine di grandezza, dal 2001, anno in cui è stata istituita la figura professionale di OS, ad oggi la Regione ha qualificato complessivamente 30.000 operatori. Quindi se fate un po' di conti, 30.000 fratto 20, che sono gli anni dal 2001 al 2021, sono circa 1.500 all'anno. Quest'anno la programmazione regionale si è assestata su oltre 4.000 figure professionali, quindi capite bene che è cambiato completamente il mondo dopo l'emergenza Covid, ma in realtà il fabbisogno di figure professionali qualificate e qualificate nella maniera che ha ben raccontato sia il dottor Merlo sia Barbara nella sua testimonianza sono sempre più importanti. Quindi c'è questa esigenza sempre più pressante. Calcolate che questo tipo di profili saranno sempre più richiesti dal mercato del lavoro, quindi è fondamentale
assicurare ai nostri territori, al sistema delle strutture e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, l'insieme di figure professionali necessarie per assicurare, diciamo, forza e quindi garantire, insomma, i servizi di qualità che necessitano. Ho parlato un secondo fa della cabina di regia, vi ho parlato di 4.200 più o meno, che sono il numero di operatori che sono stati stimati come necessari per la programmazione 2020-2021. Già il dottor Romano nelle sue slide vi aveva anticipato come si sarebbe cadenzata l'offerta, quindi abbiamo avuto una prima selezione che è stata del 22 ottobre 2020, grazie alla quale poi entro il 20 di dicembre dello scorso anno sono partiti 62 corsi, quindi in questo momento abbiamo attivi sul territorio 62 corsi. Una seconda selezione si è tenuta il 15 di gennaio scorso e la data di avvio di questi 30 corsi che stanno partendo proprio in questi giorni è fissata ad oggi, quindi 31 marzo. Mentre la futura selezione, quindi l'invito che vi faccio è di collegarvi al sito che avrete visto sicuramente nella domanda di iscrizione a questo webinar, ma che vi ricordo www.regione.veneto.it/os. Quindi lì dentro trovate tutta una serie di informazioni e l'elenco dei soggetti presso i quali candidarvi per chiedere informazioni per la prossima selezione, che si terrà il 15 aprile, l'ha già detto il dottor Romano, lo ripeto. 15 aprile data di selezione, 30 giugno 2021 termine ultimo per l'avvio dei corsi, quindi corsi che partiranno entro il 30 di giugno. Questi sono a grandi linee i numeri che mi interessava segnalarvi, quindi 30.000 sono gli operatori che sono stati complessivamente formati. In questo biennio, anno e mezzo, abbiamo programmato altri 4.000 nuovi operatori in uscita, come a dire che entro giugno saranno avviati 46 nuovi corsi per oltre 1.600 persone, quindi sostanzialmente chi vorrà trovare un posto per frequentare il corso lo troverà senz'altro. Questa a grandi linee è diciamo, l'insieme delle cose che mi interessava raccontarvi. Andrei a rispondere a un po' di domande alle quali vorrei proporvi delle risposte, e ovviamente se avete altre domande da porci noi siamo a vostra disposizione, quindi basta semplicemente che formuliate la domanda e proviamo a darvi una risposta anche adesso. Quindi tutte le domande a cui io non riuscirò a dare risposta o altre domande che vi verranno in mente, segnalatele in chat e ce ne faremo carico. Allora, prima domanda è: come avviene la preselezione di questi benedetti corsi? Allora, la preselezione è abbastanza agevole, è un test scritto che si terrà il 15 aprile, ripeto. Nei giorni successivi, cioè quando si saprà chi ha superato il test scritto, uscirà la graduatoria, uscirà l'elenco delle persone che saranno ammesse al colloquio orale, perché la preselezione si configura in una prova scritta e in un colloquio orale. Prova scritta che verterà sostanzialmente su tematiche, diciamo così, coerenti col percorso che verrà chiesto. Non sono domande alle quali potrà rispondere solo una persona dopo che avrà fatto il corso, ma sono domande che hanno a che fare con la figura professionale dell'OS. È fondamentale che chi si candida a fare un percorso così lungo e impegnativo sia come minimo consapevole di qual è la figura professionale alla quale si candida. Quindi l'invito è a leggervi bene, ad esempio, la legge regionale 20 del 2001, che disciplina chi è l'OS, in quali competenze sviluppa, in quali contesti si inserisce, un po' le cose che abbiamo sentito prima dal dottor Merlo.
Per quanto riguarda poi invece il colloquio motivazionale, lì, ripeto, il colloquio è di tipo motivazionale, quindi non c'è da prepararsi, non c'è come si può dire, da studiare qualcosa per essere più pronti a dare risposte in sede di selezione. Però ecco, non mi sentirei di farvi particolari pressioni da questo punto di vista. La preselezione ha davvero una funzione di tipo orientativo, cioè se superate la selezione, e la supererete nel 99% dei casi, potrei darvi un po' di numeri che raccontano come chi sostanzialmente si candida nel 90% dei casi supererà la selezione, però la selezione ha davvero una funzione di carattere orientativo. Chi non la supera non deve sentirsi colpito da questo diciamo, affronto nei suoi confronti. Si tratta di un'analisi che alcuni esperti hanno fatto nei suoi confronti e hanno, diciamo così, anticipato un esito che probabilmente si sarebbe verificato durante il corso. Quindi la preselezione funziona così. Altra domanda molto gettonata è: i corsi si faranno in presenza o a distanza? Bene, nonostante il periodo di difficoltà alla frequenza delle attività formative, i corsi però hanno continuato regolarmente a essere realizzati in presenza. Tuttavia, proprio con questa programmazione 2021 abbiamo sperimentato la realizzazione di una parte del corso in modalità FAD, quindi attraverso l'utilizzo delle tecnologie. Sono circa 200 ore sulle 500 ore di teoria. Sapete che il percorso, se non lo sapete ve lo dico io, il percorso OS si compone di 1000 ore complessive, delle quali 500 sono circa di attività teorica e 500 di tirocinio. Delle 500 teoriche, circa 200 saranno realizzate in modalità FAD, che vuol dire non sincrona, non fatti contemporaneamente nello stesso posto, per cui tutti devono essere contemporaneamente agganciati a una webcam, ma attraverso diciamo, un sistema che consente di fruire delle lezioni in maniera piuttosto autonoma, quindi c'è la possibilità di gestire il proprio tempo in maniera il più flessibile possibile. Altro tema molto, molto gettonato è quello nel caso di persone straniere, ma anche nel caso di persone italiane, che tipo di diploma serve per accedere al corso. Allora, in questo momento l'accesso al percorso OS è subordinato al possesso del diploma di licenza media, quindi basta aver fatto la terza media in Italia o l'equivalente estero. In questo caso è necessario che il percorso che il titolo sia tradotto e legalizzato e dichiarato equipollente, quindi dicevo è fondamentale la terza media. Non vi nascondo che la gran parte dei corsisti sono invece diplomati, però diciamo, non c'è nessuna preclusione da questo punto di vista. Altro tema molto gettonato è quello delle competenze linguistiche. Nel caso in cui una persona sia cittadino straniero, può partecipare se dimostra di conoscere in maniera sufficiente la lingua italiana. Ovviamente dovrà farsi un esame di certificazione linguistica, e invito a farlo il più rapidamente possibile perché è condizione per l'inserimento nel corso, di livello B1 presso uno degli enti certificatori, ma anche nel momento in cui contatterete uno degli enti di formazione che ha autorizzato l'avvio dei corsi, vedrete che saprà darvi tutte le indicazioni del caso. Ultimo, un'altra delle domande che scorrono e che vedo è questa. I voucher, quindi la quota di cofinanziamento che la Regione mette a disposizione grazie al Fondo Sociale per diciamo, ristorare la spesa per l'avvio del corso, sono previsti solo per i disoccupati? No, nel senso che non è necessario essere disoccupati, si può anche essere sottoccupati, cioè avere un lavoretto piccolo che non supera certe cifre, ma ripeto, presso l'ente di formazione vi daranno gli elementi di dettaglio. Quindi se avete un piccolo lavoro che vi volete tenere per la durata del corso,
si può fare ed è compatibile con l'accesso al voucher. Poi più o meno le domande sono sempre quelle. Un attimo, ecco, corsi intensivi o estensivi, qual è la differenza? Allora, la parola stessa lo dice, il corso OS per legge non può superare i 18 mesi, un tempo lunghissimo, no? 1 anno e mezzo, ma perché? Perché nel frattempo ci sono molte ore di tirocinio da fare in strutture diverse, bisogna aspettare i tirocini degli altri, insomma è molto lungo, e poi solitamente è un percorso frequentato da persone adulte che devono contemperare esigenze di carattere lavorativo, familiare e formativo, e quindi un percorso diluito è fondamentale. Tuttavia abbiamo sperimentato, e direi con un discreto successo, con i primi corsi che sono partiti, i corsi cosiddetti intensivi, cioè corsi che condensano al massimo l'attività formativa in pochi mesi, quindi 6-8 mesi. È chiaro che questi richiedono un impegno ancora più alto, perché chiaramente prevedono in poco tempo di sviluppare tantissima attività, e quindi è fondamentale che le persone siano disponibili a farlo, quindi disoccupate, inoccupate, sottoccupate, possibilmente senza enormi carichi familiari. Per sapere se il corso al quale vi state candidando è di tipo intensivo o estensivo, basta semplicemente chiedere all'ente di formazione, e nel caso in cui il tipo di corso che l'ente vi propone non sia coerente con quelle che sono le vostre necessità, le vostre disponibilità in termini di tempo, basta semplicemente chiedere all'ente di essere orientati verso un corso estensivo o intensivo a seconda delle necessità. Ci sono corsi di specializzazione per gli OS, cioè esistono dei corsi che consentono agli OS di specializzarsi? Sì, ci sono delle attività di specializzazione, alcune delle quali hanno a che fare con le attività proprio proprie delle mansioni, delle funzioni, delle competenze che gli OS esercitano all'interno dei propri corsi, e poi ci sono anche dei percorsi di specializzazione di tipo, diciamo così, proprio settoriale, di più alto livello. Si considera la creazione di un albo regionale per OS? Beh, albo regionale non può istituirlo la regione. Diciamo che tutti gli OS qualificati presso la Regione del Veneto sono diciamo, inseriti negli archivi regionali, per cui state tranquilli, se l'obiettivo è quello di dire se perdo il mio attestato c'è qualcuno che è pronto a documentare che io sono effettivamente in possesso di quell'attestato, questa è una cosa che facciamo tutti i giorni, ci sono delle persone da noi che fanno praticamente questo. Quante ore di lezione al giorno si realizzano? Dove si andranno a fare i tirocini? È necessario per forza fare determinati tipi di tirocini? Queste sono domande molto specifiche che dipendono, cambiano di corso in corso. Vedrete che l'ente di formazione al quale vi invito a rivolgervi il prima possibile saprà darvi tutte le indicazioni del caso. Ripeto, essendo i corsi articolati in intensivi ed estensivi, quanto più il corso intensivo, tanto più è probabile che le ore al giorno di attività formativa siano tante, o in presenza o di tirocinio. Quindi, ma questo lo sapete già, insomma. Durante il corso si può già lavorare? Ecco, questa è un'altra delle domande gettonate. In realtà sì, ma questo mi pare in qualche misura Barbara l'avesse già accennato durante la sua testimonianza. Cioè sono molte le persone che nel momento in cui si inseriscono in tirocinio presso un ente, presso un ente, un IPAB, una casa di riposo, un'istituzione, una cooperativa, se le tiene, nel senso che se le porta a casa, le contrattualizza, non come OS ovviamente, fin tanto che non lo sono, però capita molto frequentemente. Ma questo dipende dalla necessità di cui vi ho parlato prima. Esiste un fabbisogno veramente enorme di questo tipo di figure professionali, quindi è evidente che nel momento in cui l'istituzione, la struttura, il servizio che gestisce
un determinato tipo di attività che prevede la presenza dell'OS e vede una persona che ha determinate competenze, farà di tutto per tenersela, anche se non ha ancora finito il corso. L'altra domanda è: l'età anagrafica può essere un limite? Non lo è dal punto di vista normativo, non esiste limite, quindi non c'è necessità di rispettare determinate soglie d'età. È evidente che invece esiste un limite di natura fisica, per cui, ma questo prescinde dall'età, cioè bisogna essere idonei alla mansione, quindi prima dell'avvio del corso sarà fatto un esame, una visita medica che attesterà il possesso diciamo così, delle funzionalità che garantiscono poi di poter prestare servizio, ma questo lo sappiamo prima dell'inizio del corso. Il tirocinio può essere concordato con le strutture, qua vi rimanderei all'ente perché ci sono modalità diverse di realizzazione dei tirocini. Si possono frequentare più corsi? Ecco, devo essere onesto, questa domanda non l'ho capita. Cioè, 2 corsi OS contemporaneamente, questo è veramente difficile. Direi che ne basta uno, fatto uno, si porta a casa la qualifica e siamo a posto. Se dopo il diploma di OS si aspetta qualche anno prima di lavorare, è un problema grosso per le strutture che hanno bisogno di voi e voi già qualificati non offrite questo tipo di servizio. Ma certo che sì, non c'è nessun problema. Se una persona vuole sviluppare questo tipo di percorso e poi magari, diciamo così, affrontare l'inserimento del mercato del lavoro in un secondo momento, si può fare tranquillamente. Però mi viene da dire che se svilupperete quella sensibilità che abbiamo visto in Barbara un attimo fa, sarà difficile per voi aspettare per inserirvi, ma è chiaro che ognuno poi deve fare i conti con la propria condizione, diciamo. Ci si può iscrivere con riserva? Ecco, adesso qua stiamo arrivando all'apoteosi delle domande. Iscrivere con riserva non mi è chiarissimo cosa significa. Allora, funziona così: si fa la selezione, si passa la selezione e ci si iscrive al corso. Fine. Questa è la... Dopodiché si fa la selezione, si decide di non partire col corso, il problema è risolto. Iscriversi con riserva la vedo complicata. I tirocini vengono fatti anche ora o sospesi per la situazione? Allora, qua ovviamente c'è una situazione territoriale molto diversificata, però posso garantirvi che in alcuni casi ci sono delle strutture, adesso Barbara forse mi potrà essere buona testimone, ci sono delle strutture che sono riuscite a superare momenti di difficoltà grazie ai tirocini, altrimenti avrebbero avuto enormi difficoltà ad andare avanti. Quindi sì, ci sono tirocini tuttora in corso. È evidente che in alcune strutture è più difficile entrare come tirocinanti, in altre invece è più agevole, quindi non si può dare una risposta assoluta. Sono previste altre selezioni dopo quella del 15 aprile ovviamente? Certo che sì, come ripeto, ogni anno la Regione esce con un bando che definisce le date delle ulteriori selezioni, ma non sappiamo ancora quali saranno le date delle future selezioni. Insomma, l'invito caldo che vi faccio è: siete interessati a frequentare questo percorso? Siete interessati a inserirvi all'interno di questo contesto professionale? Fatelo, fate la selezione e frequentate il percorso. È meglio non lasciare a domani, quando magari non si sa esattamente quale sarà la situazione, non ci saranno probabilmente questi numeri, perché calcolate che partiranno fino a 46 corsi entro la fine del mese di giugno, cioè è veramente una possibilità grande che vi viene offerta. Vi invito a cogliere questa possibilità. Poi c'è un'altra domanda, secondo me però più da operatori che da potenziali iscritti, e cioè il DDL Lorenzin cambierà il percorso formativo per l'OS. Quelli che si qualificano adesso dovranno integrare il loro percorso
per essere in regola? Allora, questa è una domanda da $1 milione, nel senso che non sappiamo esattamente come sarà l'host di domani, sappiamo quello che è l'host di oggi. Tuttavia, da che mondo è mondo, tutte le figure professionali normate, cioè tutti quelli che esercitano una professione dopo aver fatto un determinato tipo di percorso, che era quello che era valido in quel momento, si vedono, come dire, riconosciuto quel percorso professionale che hanno sviluppato e quindi si vedono garantita la possibilità di proseguire quel proprio percorso professionale anche nel momento in cui quel percorso formativo cambierà. Quindi direi che da questo punto di vista mi sentirei molto sereno. Rinnovo l'invito. Siete interessati? Ritenete che questo possa essere una esperienza prima formativa e poi professionale coerente con la vostra identità, con le vostre aspirazioni di vita e professionali, ma anche umane? Prima mi è piaciuta molto la chiusa della testimonianza di Barbara, che ha detto è sicuramente molto più ciò che ho portato a casa di quello che ho dato, no? Ed è evidente che qua, insomma, però la persona, passatemi il termine, è una testimonianza che è stata davvero importante secondo me, però ecco, se vi sentite di avere questo tipo di attitudine, non starei lì a preoccuparmi di aspettare che venga codificato magari fra 1 anno, 2, 10, 20, perché queste robe si sa quando iniziano, ma non si sa quando finiscono, il nuovo percorso formativo. Senza dire che, almeno dalle bozze che circolavano, pare di aver capito che il diploma di secondaria di secondo, quindi il diploma di maturità per capirci, potrebbe essere come dire, un requisito di accesso. Oggi non lo è vero che, come vi ho detto prima, la gran parte delle persone che frequentano il corso in Veneto è diplomata, ma se uno non lo fosse, meglio cogliere adesso questa opportunità. Penso di aver risposto praticamente a tutto, dopo mi faccio un resumé. Vedo che c'è una domanda per Barbara ed è questa. Posso leggerla, Barbara? Sì. Vado. Perché non ha scelto di restare a lavorare nell'azienda di famiglia ed ha deciso invece di fare questa, diciamo, rivoluzione copernicana in questa direzione? Allora, in realtà io lavoro ancora nell'azienda di famiglia e sicuramente non è facile lavorare 12 ore al giorno, ma in prospettiva futura, di un mio futuro, di un domani in cui appunto un'impresa di famiglia, un negozio di famiglia in cui ci sono entrambi i miei genitori che lavorano, e non mi sento di voler investire 24 ore su 24 all'attività di famiglia. E a parte questo, quello che mi dà l'essere operatore, quello che mi danno gli ospiti, mi appaga di tutto e mi sento bene così, cioè mi sento più realizzata, ecco, diciamo, perché comunque l'attività va bene e non è quello, ma il fatto che personalmente mi sento più realizzata e più appagata così. Grazie Barbara, direi che avevo una certa percezione di come sarebbe andata a finire la risposta, perché mi pareva che fosse già abbastanza chiara. E allora, c'è un'altra domanda che credo possa essere di interesse generale ed è questa, ecco, questa ha a che fare un po' con l'organizzazione nostra. Una persona chiede: se supero il test e il colloquio in sede di selezione e quindi divento idoneo al corso, si dice così, insomma, dal punto di vista tecnico, ho direttamente l'accesso al corso, cioè ho la possibilità di entrare immediatamente nel corso, o c'è qualche altro scoglio da superare? Allora, il meccanismo è questo e provo a spiegarvelo nella maniera più semplice possibile. Ogni corso può ospitare non più di 30 corsisti e quindi ci sono 30 posti per corso. Se io supero la selezione ma il mio punteggio in termini di graduatoria
è inferiore ai 30 che sono prima di me, io, pur avendo superato la selezione, non ho direttamente accesso a quel corso. Allora qui si aprono due possibilità. Possibilità numero uno: non faccio niente e aspetto che uno dei 30 si ritiri per uno dei 1000 motivi possibili, banalmente non supera la prova di idoneità fisica, o cambia idea, o per qualche ragione decide di abbandonare il corso, e allora se io fossi in uno dei primissimi posti, 31, 32, 33, potrei giocarmi questa carta. Ma mettiamo il caso che io arrivi 60esimo, 70esimo all'interno della mia graduatoria, in qualche caso è stata così. Cosa posso fare per riuscire a fare il corso? Bene, in questo caso il meccanismo che abbiamo messo in piedi è questo. Tutti gli altri corsi, sono 46 in tutti, dicevo, no? Tutti gli altri corsi che non hanno raggiunto 30 persone da inserire, aprono una sorta di mini bando, per capirci, ok? Quindi dicono: io ho disponibili 4 posti, 5 posti, 6 posti. Tutti coloro che sono interessati a occupare uno di quei 6 posti liberi si candidano, nel senso che mandano una domanda, secondo delle modalità che comunque l'ente di formazione vi spiegherà benissimo, e all'ente ospitante, il quale farà una sorta di sottograduatoria della serie: guarda il punteggio diciamo, di selezione, e quindi darà la possibilità alle 5, 6, 7 persone, insomma, quei posti liberi che ci sono, i primi 6, 7 per punteggio, di inserirsi all'interno del nuovo corso. Quindi ci sono più possibilità per inserirsi, non solo nel proprio corso, ma anche in tutti gli altri corsi, e vi assicuro casi che succedono, negli altri corsi in cui non viene coperto non vengono coperti tutti e 30 i posti. Sì, è esattamente quello che stavo dicendo io, no? Andrea Merlo mi pare che ci dicesse: attenzione, forse è opportuno segnalare questa cosa. Bene, l'ho preceduto, vuol dire che mi ero preparato. Ecco. Molto bene, molto bene. Dopodiché ci sono altre domande, ma insomma un po' così provo a rispondere. Quando uscirà la prossima DGR per la presentazione dei progetti? Qua scommetto l'osso del collo che non è stato un potenziale osso a farmi una domanda del genere, ma qualche ente di formazione. Ovviamente restituiremo alla cabina di regia gli esiti dell'ultima selezione, e quando avremo i numeri in mano andremo a ragionare di nuova programmazione. I corsi partono in presenza? Solitamente sì, però l'invito è quello di sentire l'ente di formazione, dipende da casi a casi, insomma adesso io spero che un po' alla volta dovremo andare sempre meglio da questo punto di vista. Si può chiedere di lavorare in un reparto specifico? Ecco, chiedere di lavorare, non so se intendo bene, qua si intende dire un tirocinio, cioè posso esprimere delle preferenze rispetto a un tirocinio che un altro? Allora, nei limiti del possibile gli enti di formazione proveranno a venire incontro alle esigenze delle persone. Adesso io non so, qua c'è Barbara, magari racconterà la sua esperienza da questo punto di vista, però è evidente che mettere d'accordo le esigenze di tutti è impossibile. Quindi armatevi di pazienza e diciamo così, e di capacità di resilienza, come si dice, perché dovrete poi usare questo tipo di competenze durante la vostra vita professionale. Di sicuro l'ente farà il possibile. Magari Barbara, se vuoi raccontare la tua esperienza a questo proposito. Sì, sicuramente dipende dalla disponibilità delle varie sedi di tirocinio, ovvero la scuola di formazione, nel mio caso ENAIP, che ringrazio anche per l'opportunità di essere qui oggi, vi dà una scelta sia logistica, perché ovviamente ci sono la provincia di Padova è grande, c'erano tirocini ad Abano, c'erano tirocini a Camin. Ovviamente in base anche alla comodità della persona si potevano gestire a livello proprio
logistico, insomma, i tirocini, e sicuramente sono state esaudite le richieste di alcune persone che hanno richiesto di fare dei tirocini particolari, ad esempio in hospice, però in linea di massima dipende anche da quanti posti ogni struttura mette a disposizione. Ad esempio anche a Casa Breda ospitiamo dei tirocinanti, però ne possiamo ospitare solamente 2 ogni mese, per cui ovviamente su una classe di 30 persone non è possibile accontentare tutti, insomma, ma si fa il possibile. Se il dottor Merlo ha del suo osservatorio magari ha qualche esperienza in merito, io la coinvolgerei. Sì, beh, nell'ambito dei tirocini comunque diciamo che la scelta è molto vasta, proprio perché comunque abbiamo 150 ore di tirocinio negli ospedali e quindi nelle strutture, nei reparti ospedalieri più disparati, perché ci sono tirocini nelle chirurgie, nelle medicine, nelle lungodegenze, quindi vari anche nelle ginecologie, anche nelle specialistiche, quindi ci sono vari reparti che accolgono i tirocinanti nell'ambito ospedaliero. Poi abbiamo le 170 ore di tirocinio all'interno dell'RSA e quindi non dimentichiamoci che è un bel pacchetto anche importante di tirocinio all'interno di queste strutture residenziali per acquisire anche altre competenze. E poi ci sono altre 200 ore che sono divise 100 e 100 per quanto riguarda la disabilità, l'integrazione scolastica o la salute mentale, quindi l'assistenza domiciliare, quindi tutti quei tirocini anche specifici nell'area sociale, nell'area territoriale. Quindi insomma c'è una buona possibilità durante il percorso formativo di approfondire vari temi e vari ambiti. Bene, grazie. Sì, non dimentichiamoci che il tirocinio è parte integrante del percorso formativo, cioè l'obiettivo del tirocinio è farci crescere come persone qualificate, persone in possesso di determinate competenze. Il tirocinio non è necessariamente l'anticamera del mercato del lavoro, non parliamo neanche di enti pubblici, no? Perché sapete che per entrare in un ente pubblico bisogna superare un concorso, ma anche negli enti privati è evidente che il tirocinio può essere l'occasione per, ma è bene ed è sano che lo vediamo come un'esperienza di natura formativa. Altre domande che ci stanno arrivando, adesso siamo bombardati, non credo che riusciremo entro le 5:30, perché chiuderei alle 5:30, entro le 5:30 a rispondere a tutti, però vi assicuro che se vediamo che c'è una domanda che merita una risposta individuale, lo faremo volentieri. Una delle domande che ci stanno arrivando è: io ho fatto domande in 2, 3, 4 corsi, 4 enti, ma come faccio a tenerne in ballo solo una? Ecco, la selezione si fa per tutti il 15 di aprile, quindi o siete dotati del dono dell'ubiquità, cioè quindi potete stare da una parte e contemporaneamente anche da un'altra, oppure è difficile che voi non dobbiate scegliere uno degli enti nei quali si realizzerà il percorso. Quindi sostanzialmente l'invito che vi faccio è quello di, ma questo mi pare che anche Barbara prima l'abbia accennato, recatevi presso uno di questi enti di formazione, fate una bella chiacchierata con l'orientatore di turno, con la persona che è stata preposta per fornirvi le informazioni, fategli tutte le domande che ritenete opportune e per voi importante. Se avete dei feedback positivi, fermatevi lì, soprattutto se sono vicini al vostro domicilio, alla vostra residenza, quindi non starei tanto a preoccuparmi di cercare chissà dove. Se riuscite ad avere la possibilità di essere soddisfatti dal punto di vista delle informazioni, della chiarezza, della completezza, dell'esaustività di quello che vi dicono, fermatevi lì.
non preoccupatevi di cercare chissà dove, insomma, perché poi calcolate che alla fine le ore di presenza fisica presso l'ente saranno 300 su 1000 di corso, perché 200 ore, ripeto, sono attività fatte in FAD, quindi al computer, 500 ore sono di tirocinio e quindi resta tutto sommato un numero non enorme di ore da fare presso l'ente. Non mi preoccuperei più di tanto di questo, quindi non starei tanto a preoccuparmi. Qualcuno dice quali sono le materie che si insegnano all'interno del percorso formativo? Beh, allora qua devo dire la verità, bisognava stare un po' attenti perché mi pare che prima il dottor Merlo ne abbia parlato in lungo e in largo, però magari se vuol dare una rinfrescata di quali sono, diciamo così, i principali contenuti formativi, forse non è male. Certo, volentieri, anche perché c'è stata una riforma anche del percorso didattico formativo e quindi come proprio per mantenere questo aggiornamento continuo di questa figura professionale. Allora ci sono diverse aree, abbiamo l'area socioculturale, istituzionale e legislativa, che è un'area che racchiude delle materie legate all'ambito della legislazione sociosanitaria, aspetti di etica, bioetica, materie legate alla rielaborazione del tirocinio e sono state inserite anche la materia inglese, ad esempio, che è una innovazione, quindi alcuni principi di inglese, salute, malattie e disabilità. Questa è l'area socioculturale, istituzionale e legislativa, che dà anche con l'orientamento a ruolo, dà un po' il contesto, la visione d'insieme dell'operatore sociosanitario, del chi è e di dove lavora. Poi si entra nell'area psicologica e sociale, quindi un'area che, dove all'interno ci sono materie come psicopedagogia, sociologia o materie di relazione professionale con l'assistito, col caregiver e l'equipe, e quindi proprio l'ambito della relazione e l'ambito quindi dello sviluppo delle competenze psicologiche e sociali. Poi abbiamo l'ultima area, quella più corposa, che è l'area igienico-sanitaria tecnico-operativa, proprio per sviluppare quelle competenze che dicevamo, e qui ci sono le materie di igiene e sicurezza, comfort ambientale, ci sono i principi dell'assistenza, quindi cosa vuol dire e quali sono i principi base dell'assistenza, gli elementi di primo soccorso, ci sono materie anche tecniche proprio legate all'assistenza alla persona anziana, assistenza alla persona con disturbi mentali, assistenza alle cure di fine vita. Quindi insomma diciamo che ci sono parecchie, e non le ho elencate tutte perché altrimenti poi diventa un po' noioso, però ci sono parecchie materie nell'ambito generale, nell'ambito tecnico, che comunque preparano a sviluppare quelle competenze che ho illustrato, diciamo, prima. Grazie, già che ci sei approfitto per farti un paio di domande che ci sono arrivate e sono queste. È previsto un esame finale e come si svolge più o meno? Questa è la domanda che vedo ogni tanto. Beh, diciamo che come ha detto Barbara, ogni materia ha un esame, ha una valutazione più che un esame, cioè una valutazione dell'apprendimento, e queste valutazioni servono per portare, quindi accompagnare lo studente del percorso PEROS a sostenere un esame finale. Beh, l'esame finale è un esame professionalizzante, quindi è un esame con all'interno una componente sia interna di chi dell'ente formativo, ma anche una componente esterna, una commissione quindi regionale composta da più professionalità che incontrano prima fisicamente, adesso virtualmente, quindi in base anche a quelle che sono purtroppo gli avvenimenti della pandemia, incontrano il candidato e quindi tramite o un colloquio o una selezione, non una selezione, una prova scritta, un quiz, una prova pratica, cercano di capire insomma quello che è stato il percorso. Quindi è una prova, sì, è una prova finale, ma che io mi sento anche di dire che è una prova
che valorizza anche il percorso, quindi non è una prova punitiva per andare a fermare, anzi è una prova che cerca di mettere in evidenza tutte quelle particolarità, quelle competenze che si sono sviluppate durante il percorso professionalizzante. Quindi questa commissione cerca proprio di mettere in evidenza quello che è stato il percorso formativo dell'operatore sociosanitario. Bene, grazie. Allora, ultimo paio di risposte e poi la chiuderei qua. Allora, io ho già fatto una selezione, qualcuno di voi ci dice, io la selezione l'ho già fatta, no? Nelle precedenti due, e mi sono portato a casa un punteggio. Posso usare quella selezione per inserirmi all'interno dei percorsi che partiranno entro la fine del mese di giugno? Questa è collegata a un'altra domanda che vi dico anche questa. La graduatoria quindi non è regionale, è per singolo ente, è per singolo corso? Allora provo a ripetere le questioni, magari a chiarirle meglio. Allora, la graduatoria, o meglio, la selezione si fa per quel corso o per quei corsi di quell'ente. Un ente ha 3 corsi in avvio, fa una graduatoria unica all'interno di quei 3 corsi. Però solitamente la graduatoria è per corso. Quindi io partecipo a quella graduatoria. Nel momento in cui io partecipo a quella selezione e mi inserisco in posizione utile per essere dentro al mio corso, automaticamente io sono un corsista idoneo, come ho detto prima, e ammesso. Quindi sono già dentro, sono il 27esimo all'interno di quella classe, quindi sono uno dei corsisti effettivi. Nessuno mai può toccarmi il mio posto. Tuttavia, i posti occupati in quella selezione sono 27, sono l'ultimo. Dopo di me non c'è nessuno che ha superato la selezione oppure che ha partecipato alla selezione. Okay? Quindi ci sono 3 posti liberi nel mio corso. Si può candidare una persona che ha superato la selezione nelle 2 sessioni precedenti, quella di ottobre o quella di gennaio? La risposta è sì. Si può candidare, può proporsi, nel momento in cui l'ente uscirà con quel mini bando per quei 3 posti di corso, può chiedere di essere inserito all'interno di quella mini graduatoria. Ho un punteggio alto, ho molte possibilità di entrarci. Ho un punteggio basso, ho minori probabilità di entrarci. Ma se i primi 27 che sono dentro e hanno un punteggio di selezione più basso rispetto alle persone che entrano, quelli non devono preoccuparsi perché il posto è loro. Loro hanno partecipato alla selezione per quel corso, l'hanno superata, sono seduti nella propria seggiolina, nessuno può togliergli quel posto. Arriva qualcun altro, questo qualcun altro si gioca insieme ai nuovi entranti quei 3, 4, 5, 6, 10, 15 posti liberi, ma se la giocano fra loro. Chi è già dentro è a posto. Quindi provo a ripetere, a rispondere alla domanda in maniera ancora più chiara. La graduatoria è regionale, per ente o per corso? La graduatoria è per corso. Dopodiché, ripeto, se ci sono disponibilità all'interno di quel corso, chiunque sia risultato idoneo, cioè abbia superato la selezione negli altri corsi, ma non sia stato ammesso al corso perché era in posizione inferiore rispetto ai 30 disponibili, può concorrere per occupare i posti liberi. Spero di essere stato chiaro e comunque diciamo questo è il senso dell'operazione. Ultima, e poi mi fermerei qua e chiuderei quei ringraziamenti prima di tutto a voi e ai nostri relatori che ringrazio fin d'ora. Ultima, sono previste nell'ambito dei tirocini esperienze di turno intero, quindi esperienze di turno completo. Allora magari qua, dottor Merlo, se vuoi rispondere tu. Sì, beh certo, il tirocinio è entrare proprio nell'ambito lavorativo, quindi il turno di lavoro dell'operatore sociosanitario è il turno del collega, dipende dalla struttura organizzativa, può essere dalle 7 alle 14 se fa mattina, può essere dalle 14 alle 21 se fa pomeriggio,
e quindi sono proprio l'operatore sociosanitario, quando entra nell'ambito del tirocinio, segue il turno degli operatori presenti all'interno della struttura. Se è questa la domanda. Barbara, se anche tu hai qualcosa, però penso che... No, io sapevo solamente che non è possibile effettuare in tirocinio il turno di notte per un discorso assicurativo. Sì, infatti vengono, anche perché diciamo che i turni di notte sono turni molto particolari e quindi già hanno poche risorse. Personale, non c'è tempo di seguire anche il tirocinante. Bravissima Barbara, e quindi diciamo che principalmente le fasce di tirocinio sono la mattina e il pomeriggio, però su tutti i giorni della settimana, perché il nostro, ricordiamoci, è un lavoro di cura che non chiude il sabato e la domenica o le festività, cioè noi lavoriamo sempre come sanitari, sabato, la domenica e festività comprese. Bene, mi pare che ormai più o meno abbiamo chiesto a tutti, vedo che c'erano altre domande ma relative ai corsi che sono in svolgimento, quindi è bene che a quelle domande proveremo a rispondere noi per quanto ci compete. Se invece sono questioni che è bene vengano rivolte all'ente di formazione presso il quale state frequentando il corso, vi invito a farlo direttamente. Allora io mi fermerei qua. Ringrazio davvero di cuore tutti coloro che sono intervenuti, siete veramente tantissimi. Segnaliamo che la ripresa integrale del webinar sarà disponibile a partire da domani all'interno del sito che vi ha ricordato prima il dottor Romano, e questo quello presso il quale vi siete iscritti al webinar. Ringrazio davvero di cuore i nostri relatori, il dottor Andrea Merlo, formatore e infermiere libero professionista. Ringrazio davvero di cuore Barbara Camporese per la sua testimonianza davvero importante, grazie ancora. E ringrazio lo staff che ci ha dato una mano a garantire questo servizio e speriamo di rivederci a breve, ma intanto rinnovo il mio invito: se siete interessati, quantomeno fate una chiacchierata con l'orientatore dell'ente di formazione più vicino a voi. In bocca al lupo a tutti e a presto. Un saluto a tutti. Un saluto, grazie. Grazie.